È arrivato MyHeritage DNI, il test del DNA. Ha anche il suo sito, così riuscirò a trovare eh, le mie discendenze. Adesso devo capire come devo fare, ma soprattutto vorrei capire da chi ho ereditato la mia malattia genetica. Ah, questa è per rimandargliela indietro, restituirgliela, ovviamente. Non capisco niente. È tedesca l'azienda. Hofheim. Deutschland. Sembra più russo che tedesco. Deutschland. Postfakt. Dio, boh, il tedesco sembra ti fa uscire le tonsille dalla gola. Come si fa? Sì, ha il sito, l'applicazione. The activation code of this DNA kit is name of person being test. Beh, allora ragazzi, aspetta un attimo. La confezione praticamente è questa, ti arriva con tutte le istruzioni dentro e il kit. Adesso io devo capire cosa devo metterci in questo kit. Allora, il sudore, capelli, saliva, biohazard. Che miseria. E cosa devo metterci qua? Dove sono le istruzioni? Devo leggere le istruzioni. Ah, ci sono. Ah, signori, ci sono le istruzioni con tutte le mosse da fare. Vedi? Adesso lo faccio. Bisogna andare nel sito e attivare il DNA completando minimamente l'albero genealogico. Adesso devo fare tutti questi passaggi. Allora, seguiamo le istruzioni. Apri il corredo per l'analisi e poni il tampone, la provetta, tampone e provetta, senza aprirli su una superficie pulita. Pulito. Togli il tampone boccale dal suo involucro protettivo e cosa devo fare? E utilizza la punta del tampone per strofinare la parte interna di una delle tue guance per 60 secondi. Come si apre? Ok. Alexa, imposta un timer di 60 secondi. 1 minuto, a partire da ora. Alexa, stop. Ce l'ho. Il minuto più infinito della mia vita. Apri la provetta e inserisci il tampone al suo interno con l'estremità del tampone rivolta verso il basso
Quando il tampone tocca il fondo della provetta, spezza il tampone contro il bordo interno della provetta all'altezza della linea nera, lasciando l'estremità del tampone nel liquido contenuto. Ascolta. Ah, che difficoltà. Chiudi il tampone, mi sa. Da che parte? Questa? Chiudi bene il tappo della provetta e riponi la provetta sull'imbottitura. Quale imbottitura? Sull'imbottitura di cotone. Questa come? Ah, riponila. Così. Sull'imbottitura di cotone, nel sacchetto di plastica trasparente, chiudilo con l'apposita zip. Non mettere nient'altro al suo interno. Inserisci il sacchetto contenente la provetta nella busta preindirizzata, poi qui acclusa e chiudi la busta. Paga le spese di spedizione, grazie. Paga le spese di spedizione e spedisci la busta al nostro centro di raccolta in Germania. Una volta che il laboratorio avrà ricevuto il tampone, ti informeremo via mail. Quindi così, qua dentro, seriamente così? Sul serio? Tutto qui? Ok, pensavo fosse più complicato. Va bene, andiamo a spedirgliela e vedremo quando me la rinvieranno. Dopo un mese mi sono arrivati i risultati del test del DNA che ho fatto su MyHeritage. Ora ve li mostro. Questa è la pagina principale. Qui ci sono le percentuali e qui c'è la mappa su dove provengo, le mie discendenze. Allora, italiana, super italiana del nord, Veneto e Lombardia, Nord Italia, soprattutto Vicenza e Verona, questa parte. E poi anche italiana meridionale dal 28%, questa parte, centro-nord. Francese 4,7%, greca e albanese 4,6%, germanica 3,2%, bretone 2,2% e danese 1%. Sul sito si possono creare anche gli alberi genealogici e se c'è qualcuno in questo sito che scopre di essere mio parente, così riesco anche a capire chi può avere la mia malattia genetica e magari può farsi un test dal genetista per vedere se magari ce l'ha, anche ce l'avete anche voi, ce l'hanno anche i miei parenti. Ed ecco qua, una figata. Super italiana, direi. L'avete fatto anche voi questo test? Ditemi nei commenti i vostri risultati.